Quando si parla di imprenditoria di successo in Italia, nella provincia di Treviso, nella regione Veneto, si pensa sicuramente alla famiglia Benetton e oggi qui alla Ca' Foscari di Venezia abbiamo avuto il privilegio di incontrare Alessandro Benetton, che ha parlato alle giovani generazioni, alle menti in formazione qui alla Facoltà di Economia, parlando di tanti argomenti, le sfide che attendono questo territorio. Cosa vuol dire ritornare qui in una facoltà universitaria? Che ricordi ha avuto oggi? Ma soprattutto, diciamo, la grande energia che si respira in questi ambienti. Insomma, alla fine si dice sempre che le cose importanti nel mondo l'ha fatta gente con meno di 30 anni. Questo perché gli ingredienti sono fondamentali per il cambiamento, soprattutto quello di cui abbiamo parlato oggi, l'occasione del cambiamento, l'occasione del cambio di paradigma, la discontinuità. I giovani sono l'ingrediente principale per tutto questo perché sono coraggiosi, hanno paradossalmente meno da perdere tante volte, ma soprattutto sono figli del proprio tempo. Ecco, quindi oggi un'occasione per trasmettere la mia esperienza, ma un'occasione anche per imparare, perché tanti giovani mi hanno fatto delle domande che mi fanno pensare anche che cosa noi imprenditori, che cosa il mondo del pubblico, che cosa gli adulti dovrebbero fare per questi ragazzi che hanno molto da dire e possono fare la differenza. Sono tante le sfide che attendono questa regione. Lei è presidente della Fondazione Cortina 2021. Ecco, siamo pronti come Regione Veneto, siamo pronti come nazione, Italia, per tutte le sfide che ci attendono e penso anche a Milano Cortina 2026, quindi le Olimpiadi. Sì, il nostro è un paese che è abituato a trovare le risposte all'ultimo momento. Nel nostro caso abbiamo provato a sovvertire anche questo pronostico, quindi con l'organizzazione dei mondiali di sci 2021 abbiamo incominciato per esempio a mettere due funzioni che non erano previste, che è quello del commissario straordinario fin dal giorno 1. Cioè abbiamo cercato di creare un effetto accelerazione da subito. Questo ci ha permesso di essere assolutamente puntuali. I mondiali del 2021 saranno dei mondiali, io prevedo, di successo, prima di tutto dal punto di vista sportivo, e questo è importante perché è un momento, una vetrina per il nostro paese in cui dobbiamo assolutamente fare una bella figura. Abbiamo però anche, ho voluto immaginarmi, mi sono prestato a questa sfida, immaginandomi anche che il grande evento può fare la differenza. E in fin dei conti in Italia l'abbiamo già dimostrato, basta pensare a che cos'è oggi Milano dopo l'Expo, basta pensare anche a Torino dopo le Olimpiadi, e quindi ho voluto immaginarmi che anche per Cortina questo potesse essere un cambio di paradigma. Sta avvenendo, prima di tutto c'è una comunità locale che ha ritrovato fiducia e che ci vuole credere, quindi il vero lascito è soprattutto dal punto di vista culturale, perché non possono esistere dei posti belli se non sono vissuti dai giovani, in cui non c'è un'attività economica. Un'attività economica che però abbiamo voluto fosse anche compatibile con l'ambiente. Quindi abbiamo predisposto l'organizzazione e quello che io chiamo il primo rotolo di un effetto palla di neve. Abbiamo la fortuna adesso di avere un altro grande evento che ci attende e io sono sicuro che il Veneto sarà assolutamente puntuale e non perderà questa occasione di rinascita. Lei è un'eccellenza dell'imprenditoria non solo italiana, ma direi internazionale. Sono tanti i valori aggiunti adesso che vengono richiesti a un imprenditore per essere un imprenditore di successo. E io mi concentrerei su due aspetti: la sostenibilità dal punto di vista ambientale, ma soprattutto quello che cerca adesso un cliente, anche la sensibilità e la sostenibilità dal punto di vista etico e umano. L'ultima versione della nostra visione da 5-6 anni a questa parte è quella proprio di immaginarci che l'economia e l'attività imprenditoriale deve essere sostenibile, dove per sostenibile si dà per scontato che riguarda un massimo rispetto dell'ambiente e delle risorse scarse che ci offre questa terra, ma sostenibile vuol dire anche un'attenzione verso tutti gli stakeholders, le famiglie, le comunità locali, i giovani, la formazione dei giovani. Chi fa impresa oggi deve avere una responsabilità che va ben oltre il profitto. Ne abbiamo parlato oggi, è un obbligo, ma non è solo un obbligo morale. Io penso che dobbiamo immaginarci che i nuovi consumatori, quelli del futuro, queste giovani generazioni che ho incontrato oggi, lo pretenderanno da noi, e noi che siamo in posti, in luoghi in cui si può fare la differenza, dobbiamo farci trovare pronti.
Questo è l'ingrediente fondamentale che non dobbiamo mai perdere, per tante ragioni. Prima di tutto perché non abbiamo ragione di farlo, nel senso che se è vero che guardiamo a un mondo del futuro che parte dalle radici e dal passato, beh, noi ne abbiamo tante di profonde, per cui pensando solo al bello, al buono, a quello che noi sappiamo fare, comunicare, dove, attenzione, per ospitalità per esempio quando si parla si deve intendere anche la nostra capacità di essere calorosi e affettuosi nei confronti del consumatore. Ecco, io penso che poi in fin dei conti basta tornare indietro nella storia e quindi non deve neanche pensarci, non ci deve neanche passare per la testa quello di diventare pessimisti, nonostante ci siano dei sistemi, ne abbiamo parlato oggi, che lasciano a desiderare, insomma questa forma di capitalismo che abbiamo vissuto per tanti anni si capisce che ha delle grandi lacune e quindi che deve essere aggiornata proprio per permettere ai giovani una cosa che è assolutamente inaccettabile e che dobbiamo cambiare, è quella della facilità con i quali i giovani si devono poter integrare nel nuovo mondo del lavoro e guardare alla loro vita con ottimismo pensando alle loro famiglie e al loro futuro.